Un'altra passeggiata più bella, ma più rara, facevano su al castello, col maggiore Ridolfi, che era amico del nonno e conduceva anche i suoi figli. Entravano dalla gran porta addossata al torrione e passavano sotto gli archi. Attraversavano una galleria tutta buia, dove la sciabola del comandante faceva un gran rumore sbattendo. Sino alla vasta spianata erbosa, dove sorgeva l'antica cattedrale, una gran chiesa con la cupola, ma abbandonata, cadente, una rovina. Non c'erano porte, né vetri alle finestre, né immagini sugli altari, i muri sforacchiati dalle bombe, il pavimento affossato, le lastre delle sepolture rotte o strappate. Nel 60 i soldati se n'eran serviti come di tavole da pranzo. Dietro l'altar maggiore si vedeva una gran buca e una scala terrosa, dalla quale si scendeva in un sotterraneo. Le lucertole vi stavano di casa. Uscendo dalla cattedrale, si montava ancora alla fortezza più vecchia, sulle cui mura altissime luccicavano le baionette delle sentinelle. Ed ella era tutta superba, vedendo i soldati presentare le armi al comandante, che la teneva per mano. Egli le mostrava la batteria tedesca, la cinta saracena, le polveriere, la buca dalla quale si andava al passaggio segreto che metteva fuori del castello, sotterra, buono in tempo d'assedio. Poi traversavano altri archi con gli scudi di marmo in cima, sino alla torre del parafulmine, dove quasi si perdeva il fiato, tanto era alta. Alla discesa, ella e gli altri ragazzi passavano innanzi di corsa. Si disperdevano verso gli spalti di tramontana, i più belli, affacciandosi dalle feritoie slabbrate. Si vedevano le mura precipitare a picco sui campi verdeggianti. E due condannati, chiusi nel bagno, erano fuggiti una volta da quella parte, legando una corda fatta di lenzuola alle grate della finestra. Ma poiché la corda non arrivava al suolo, si erano buttati giù, spezzandosi le gambe, restando per terra finché i carcerieri li avevano ripresi. Sullo spigolo di una delle torri si vedeva uno strano disegno che pareva una specie di grossa mosca. Il figliuolo del comandante spiegava
che era il segnale per riconoscere il punto più debole della fortezza. Doveva essere bella quando era piena di cannoni e di soldati. Adesso ce n'erano pochi cannoni. L'erba cresceva tra le feritoie accanto alle lapidi di marmo incastrate nei muri e non si udiva altro che la voce del vento, sempre fischiante a quell'altezza. V'erano anche pochi vecchi artiglieri e pochi soldati per custodire i galeotti del bagno, e la comitiva passava di là prima d'uscire. Una grata infissa dinanzi a una gran porta, dietro alla quale si vedevano le facce scialbe dei condannati.